Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera a tutti. Buonasera Pizzolato, grazie molto. Paolo Pizzolato, allora Paolo Pizzolato lavora nelle banche e quindi sa bene cosa sta succedendo sul versante economico, i risparmi delle famiglie, l'inflazione al 12%, quindi il potere d'acquisto che continua a calare. Come la vede Pizzolato? Sinceramente non pensavo che la prima manovra, la prima cosa di interesse che il governo poteva fare fosse questo discorso dell'aumento del contante. Sinceramente sono rimasto un attimo anche basito perché pensavo fossero altre le cose prioritarie. Penso soprattutto che se il limite prima era di 2.000, che può essere uno stipendio mensile, non dico medio perché la gente adesso mi aggredisce perché lo stipendio medio ormai è di 1.400-1.500, potesse bastare tranquillamente rispetto ai 10.000 che vorrebbe mettere il governo. Mettere 10.000 euro in contanti vuol dire cercare di fare in maniera di rimuovere di nuovo il nero, che in tutta sincerità, anche se è una bestemmia detta da una persona che lavora in banca, muovere il nero vuol dire muovere anche un po' l'economia italiana, per carità di Dio. Con questo non vuol dire giustificare il nero, vuol dire che qualcuno ha deciso di rimettere in moto un qualcosa che si era fermato, che si era stoppato, e sinceramente non capisco perché. Perché il contante 2.000 euro al mese secondo me bastava e avanzava, e glielo dice una persona che lavora in banca, per cui bene o male utilizza un po' di moneta elettronica ma anche diverse volte il contante, che apprezzo molto di più della moneta elettronica. Logicamente qui ci sono le banche che non gradiscono la movimentazione del contante perché loro preferiscono incassare le commissioni su quello che è il POS, su quello che è il banco, ma su quello che è il Visa e tutte quelle cose lì, e non facciamo altro che portare le banche a far sempre utili sempre più grandi. Però sinceramente vedere che una persona va all'interno di un negozio e inizia a pagare con 5, 6, 7, 8.000 euro un qualcosa da comprare in contante mi lascia sinceramente basito, anche se dopo 42-43 anni di banca vi dico che sinceramente all'interno delle abitazioni degli italiani, all'interno delle aziende e nell'Italia stessa, la prima nazione additata per risparmio a livello europeo, perché noi siamo dei risparmiatori, noi abbiamo proprio nella nostra mente c'è la casa e il risparmio. Non avete un'idea di quanto contante ci sia all'interno delle case. Mi scusino i telespettatori se purtroppo cercherò di incrementare, ho fatto in maniera di incrementare diciamo i ladri a fare visita alle nostre abitazioni, però purtroppo quello che è vero è questo. Noi non siamo abituati come gli americani che vanno nel bar e pagano con il POS, pagano con la Visa il caffè, per carità di Dio è una cosa da dementi secondo me, però sinceramente fare una manovra del genere in questo momento così delicato non so cosa si vada a rimettere in moto, è una cosa che trovo assolutamente, proprio veramente assurda. Piuttosto avrei fatto in maniera di cercare di far sì che questo incremento di utili, questo incremento di benessere all'interno delle banche, diciamo, con tutte le difficoltà che ci sono state e con alcune banche che sono proprio cadute e abbiamo visto qui nel Veneto cosa è successo, di dare una mano alla gente cercando di fare in maniera che fossero diminuite diciamo, i giri di contanti, diminuiti i costi dei POS, diminuiti i costi dei Visa. Voi non avete un'idea certe volte quanti negozianti preferiscono ritornare la macchinetta diciamo, a quella che è la banca per cercare di fare in maniera di poter portare a casa il contante. Poi mi ricollego, direttore, anche a quello che è stato detto, al discorso dei pazzi in libertà, al discorso di quello che è stato detto di Nordio prima. Stiamo passando un momento di disagio veramente enorme e io me ne sono accorto, così come tanti altri colleghi, con l'aumento della cattiveria e della bestialità dell'atteggiamento che abbiamo visto in alcuni negozi e che abbiamo visto soprattutto anche noi allo sportello delle banche, e sto parlando di sportelli di banche, pensate voi all'interno dei negozietti cosa succede. Oppure negli ospedali quando vengono aggrediti un incremento, bravissimo, un incremento della cattiveria, un incremento della stupidità della gente pensa sempre ad essere più intelligente e si presenta in una maniera aggressiva in qualunque posto vada. 2 anni chiusi dentro, 2 anni di Covid e poi soprattutto questa crisi economica che sta andando avanti stanno mettendo veramente in seria difficoltà il nostro paese. Già siamo tanto in difficoltà e non credo che la manovra sull'abbattimento dei costi delle bollette potrà portare a qualcosa di buono, soprattutto per una cosa, io da quando sono nato in questo paese quando ho visto aumentare una cosa non l'ho mai vista diminuire. Paolo Pizzolato, prima il Veneto, sull'economia, secondo lei il governo su che leve deve agire in questa fase? Per le imprese, pensando alle imprese e alle famiglie. Innanzitutto stiamo partendo tutti con il piede sbagliato, perché se diamo colpa
alla guerra fra Russia e Ucraina di quello che sta accadendo vuol dire che non abbiamo capito nulla della vita, possiamo andare a dormire tutti quanti. C'è una vera e propria speculazione messa in atto dove, tento di ricordare anche i presenti in studio, cosa è successo. Noi una mattina di sabato ci siamo alzati e ci siamo trovati con la benzina a 2,2 anziché 1,6, 1,7 come poteva essere. Scusate, era derivato dalla guerra quella cosa lì. Oltretutto, prima ancora che partissero determinate sanzioni nei confronti della Russia, determinate problematiche all'interno dell'Ucraina, per cui la gente dovrebbe chiedersi veramente se tante baggianate che vengono scritte su alcuni giornali o tante baggianate che vengono scritte, direttore, non è per difendere la sua televisione, ma su tante televisioni dello Stato e che parlano continuamente di aumento dei prezzi per colpa della guerra. Glielo dico, lavorando in banca e vedendo i report che arrivano dalla Banca d'Italia, vedendo i report che arrivano a livello europeo, vedendo cosa ti dicono quando ti chiedono di fare gli affidamenti, quelle cose lì, sinceramente stiamo credendo alle favole. Per cui è una vera e propria una stupidità credere a questa cosa. È una cosa che proprio che mi fa incazzare, mi perdoni anche un attimo la foga praticamente di questo intervento, però è proprio veramente... Abbiamo lasciato che una borsa di Amsterdam, che non è assolutamente né riconosciuta né legalizzata, ma è solamente quella che manovra a livello europeo quello che può essere l'energia e il gas, ma sinceramente non si capisce perché debba essere una borsa che viene tenuta in considerazione, visto che non è mai partita con l'omologo, ma è stata omologata, debba essere quella che spara i prezzi in tutta Europa e da dove da noi dipendiamo. Dall'Ucraina noi non abbiamo mai importato determinate cose come tanti ci fanno credere, il grano, tutte queste cose qui, ho visto alcune case che producevano pasta, assolutamente le mie navi sono ferme in Ucraina, per cui economicamente parlando sto crollando, sto mandando tutto. Noi importiamo grano dalla Grecia e dalla Turchia e questa è una vera cazzata, perdonatemi, passatemi il termine anche se siamo in un momento abbastanza delicato, una serata delicata, si può dire penso a quest'ora. No, certo. Non c'è problema. Sinceramente, a livello economico, dire che il governo potrà intervenire per dare una mano alla gente, per cercare di abbattere i costi, eccetera, eccetera, fa ridere. Fa ridere. Perché il governo non deve abbattere i costi e dare una mano alle aziende, deve fare in maniera che queste bestialità non accadano più. Non può essere che noi andiamo a pagare delle bollette, delle cose che non sono assolutamente dovute, perché non sono aumentati i consumi o non abbiamo più nessuno che ci dà la corrente elettrica, che ci dà il grano, che ci passa il gas. Noi li abbiamo sempre avuti i fornitori, si trattava anche di fare in maniera di far sì che queste persone qui non si incazzassero con l'Italia, per cui non sto difendendo assolutamente la Russia, ma siamo partiti con il piede sbagliato perché in Europa in questo momento l'Europa non esiste più e comanda la NATO in Europa. L'Europa, quella grande Europa che noi abbiamo creato e siamo stati fautori della creazione dell'Europa, non esiste altro. L'Europa non ha mai fatto una politica sulla famiglia, una politica sul contenimento dei costi, una politica sul lavoro, eccetera, eccetera. L'Europa ha solamente chiesto soprattutto soldi, che poi vanno ridistribuiti in una maniera, secondo me, anche anomala, perché i paesi dell'est ricevono molto più di quello che noi diamo, che dovrebbe aspettarci per diritto, visto quello che stiamo facendo. Siamo partiti sbagliati economicamente parlando per dare una mano a questa gente, siamo partiti sbagliati durante l'epoca del Covid, dove facevamo pagare le tasse alla gente e poi gli davamo indietro i soldi per decidere di non bloccare per alcuni mesi il pagamento di determinate gabelle, perché io le chiamo gabelle. È il paese più tassato del mondo e quello che a livello economico in questo momento sta subendo un tracollo quasi similare a quello della Grecia. Ma non lo dico perché sono pessimista, è perché la gente non conosce i dati, non capisce queste cose. Siamo tutti lì speranzosi, adesso abbiamo il nuovo governo, urrà urrà il nuovo governo. Questo è un paese che ha il più grande deficit a livello mondiale, ma cosa pensate riesca a fare il nuovo governo? A darvi i soldini da portare a casa? Abbiamo parlato prima giustamente, Tocchetto, con l'Electrolux 4.000, 5.000, lo sapete che questa sera nella zona di Campo San Piero ci sono persone che a tempo determinato dovevano continuare per altri 2 anni speranzosi dei rinnovi 6 mesi e sono in 200 e sono stati mandati a casa? Lo sapete che nella zona del Salese Pierotto Legno è ridotto all'osso, i magazzini Tommasini hanno chiuso, hanno lasciato il posto agli Emirati, non sono arrivati più. Cioè, lo sapete che la mia Miralanza a Mira è stata venduta anni fa alla Benkiser e da 1.300 dipendenti sono rimasti in 280?
Questo è un paese che attualmente è fallito, non è il governo che deve fare un intervento per dare una mano alla gente a pagare le bollette, il governo deve fare in maniera che non crescano mai più queste cose, perché come ho avuto l'occasione di dire prima, nella fase terminale del primo discorso, quando aumenta un prezzo, qui da noi non diminuisce più, per cui una bolletta dove hai un consumo di 60 euro di corrente elettrica, pagare 220 è un'assurdità. Bene, Pizzolato.